presentiamo oggi, grazie all'iniziativa del Boggiolera e della collega amica Valeria Pappalardo, il nostro cortometraggio realizzato con i fondi del Ministero della Cultura 2022. Il nostro è un cortometraggio, si intitola Dinanzi a una scuola, e non a caso. Dinanzi alla nostra scuola è infatti noto in via Beccaria, sulle mura del carcere di Piazza Lanza. È stato realizzato da Dio Pizzo un meraviglioso murales che rappresenta i volti delle vittime di mafia. Sullo sfondo un magnifico puzzle giallo con delle tessere mancanti che rappresentano ciò che ancora è da farsi, il nostro futuro, il futuro dei nostri ragazzi, la logica della legalità, la cultura della legalità intorno alla quale la scuola media majorana lavora da anni, e mi pregio di lavorare con i miei docenti nella stessa direzione.